19 dicembre. Sant'Anastasio Papa. Di origine romana, il suo fu un pontificato molto breve, dal 399 al 401. Durante questi 2 anni fece edificare la Basilica Crescenziana, sopra la quale poi verrà edificata l'attuale basilica intitolata San Sisto Vecchio, ove sono oggi custodite le reliquie di San Sisto, qui traslate dalle catacombe di San Callisto nel VI secolo. Atanasio dovette agire contro l'eresia del domatismo, che sosteneva che la Chiesa doveva essere composta solo da perfetti. I seguaci di questa dottrina venivano chiamati rigoristi. Di particolare attenzione la controversia contro Origene, alimentata da San Girolamo. Dopo lettere e denunce, il Papa cedette e condannò le proposizioni di Origene. San Rufino cercò in ogni modo per difendere l'opera di Origene e cancellare ogni macchia di sospetto, ma Papa Atanasio non intervenne. Intrattenne invece ottimi rapporti con San Paolino, nei confronti del quale ritenne di riparare i dispiaceri recatagli dal suo predecessore. Come gesto lo invitò a Roma in occasione dell'anniversario della sua consacrazione, privilegio solitamente riservato solo ai vescovi. Atanasio morì il 19 dicembre del 401. Di fronte a questa morte prematura e il breve pontificato, San Girolamo dichiarò che se egli morì così presto fu per un riguardo della provvidenza, la quale non volle che un simile vescovo fosse testimone della caduta di Roma.